Ben ritrovati, un saluto da parte di Andrea Matta e benvenuti all'8ª puntata di Casa Cus, il settimanale sportivo del Centro Universitario Sportivo di Cagliari. Ospite di oggi il presidente del Cus Cagliari, Marco Meloni. Ciao Marco. Ciao. Senti, tu sei uno tra i 10 ragazzi che ha fondato, che ha ideato questo festival. Com'è cambiata Ateneca ai tuoi occhi? Ma ai miei occhi è cambiata tantissimo, dal 2013 che sembrava quasi un sogno realizzare una manifestazione di questo genere qua, a vederlo poi nel 2017-18 realizzato in ampia scala e soprattutto realizzato molto bene. A proposito dell'allenatore, dite una cosa e poi andiamo a chiudere, una cosa al vostro allenatore, che è lo stesso che Simone Piredda, che è venuto ospite qua a Casa Cus. Ditegli una cosa, avete una telecamera e un microfono a disposizione. Simone, quella volta che... Forza, abbiate coraggio. Quella volta... Che mi hai rimproverato in pedana. No, questi... Tramite i social abbiamo visto che tu suoni la chitarra, quindi volevamo chiudere questa parte del programma con questa tua intervista con giusto un giro di chitarra, insomma fai una canzone che ti viene bene e... va bene. Se vi fidate. No, tanto guarda, è la prima chitarra che entra a Casa Cus, quindi... Io, a parte che, non so... Ma devo anche cantare o suona e basta? Canta anche qualcosina, insomma. Sì, ci provo, però se sbaglio perdonate. Vai, tranquilla, siamo qua per sbagliare, non ti preoccupare. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, io soy la espada che guarda. Io ringrazio davvero tanto anche per l'ultimo pezzo di musica Sara Paschina, grazie Sara. Grazie Andrea. Vi ricordo che Casa Cus è il programma settimanale del Cus Cagliari, in onda sui canali social e anche sul sito cuscagliari.it. Un saluto da parte di Andrea Matta, l'appuntamento tra 7 giorni.